Siamo nel cuore della Giara, uno dei monumenti naturali più esclusivi nel Mediterraneo, forse al mondo. Questo è quello che sta accadendo, una vera e propria strage dei cavallini della Giara. Sono decine quelli morti e questo è proprio di qualche ora fa, abbandonato a se stesso in questo drammatico scenario di abbandono di un patrimonio davvero unico nel suo genere. Abbiamo trovato molte carcasse e, come vedete nelle immagini che seguiranno, anche qualcuno che è stato salvato dai volontari del comune di Sezzu, delle associazioni di volontariato. Sono immagini davvero agghiaccianti che lasciano comprendere la gravità della situazione, dell'abbandono che hanno in qualche modo perpetrato ai danni della Giara, di questo straordinario patrimonio. Ecco questa povera bestia crollata e caduta in mezzo alle prime piogge, denutrita e morta. Immagini che si commentano drammaticamente da sole. Un abbandono totale di quest'area, nessun tipo di presenza per un patrimonio che davvero avrebbe meritato, così come da anni sosteniamo, altro tipo di attenzioni. E invece le tante immagini di desolazione portano appunto alla morte anche di questo ennesimo cavallino della Giara.